Buongiorno, bentornati con le informazioni di Telefriuli con il nostro TG delle 12:30. Torniamo subito sul caso Dacia Arena, esploso ieri sera con l'annuncio di Udinese Calcio che dice di essere pronta a lasciare Udine nello stadio Friuli a seguito delle contestazioni mosse da parte dell'Agenzia Nazionale Anticorruzione. Il club bianconero di Paron Pozzo passa dalle parole ai fatti. Si sarebbe tenuto infatti in mattinata un vertice tra il direttore amministrativo della società di Serie A Alberto Rigotto e il primo cittadino di Pasian di Prato. Proprio ieri infatti il sindaco di Pasian di Prato, Andrea Pozzo, aveva manifestato tutto il suo interesse a riprendere in mano una pratica antecedente alla ristrutturazione dell'impianto di Piazzale Argentina. Pasian di Prato era già una delle sedi possibili prima della costruzione della Dacia Arena, ha spiegato il sindaco ai nostri microfoni. Pasian di Prato è pronta per questa sfida e i progetti già ci sono. Basterebbero solamente pochi anni, l'impianto nascerebbe su quello esistente, ha aggiunto Pozzo, e permetterebbe di avere uno stadio estremamente moderno con il pubblico vicino al campo. La struttura esistente ha alcune caratteristiche che le permettono di essere facilmente trasformata in più, gli spazi ci sono. Immagino si voglia andare avanti con la costruzione di una cittadella dello sport di proprietà dell'Udinese, ha concluso il sindaco. In cambio l'amministrazione chiederebbe alla società solamente alcuni spazi per poter utilizzare le proprie ASD, associazioni sportive dilettantistiche locali. E a proposito di confronti, nella giornata di oggi il governatore Massimiliano Fedriga avrà un incontro in qualità di presidente della conferenza delle regioni con il presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi. Vi aggiorneremo nelle prossime nostre edizioni rispetto a questo appuntamento. Ed è in corso il recupero di una salma di una persona ritrovata questa mattina nel fiume Tagliamento. Siamo tra il comune di Latisana e il comune di Portogruaro. La zona pare essere quella della sponda destra, stanno operando i vigili del fuoco di Portogruaro, sul posto anche i carabinieri della compagnia di Portogruaro. Potrebbe, ma resta un'ipotesi, lo sottolineiamo, essere il corpo della donna che a lungo è stata cercata nella zona di Latisana. La donna si era allontanata dal CSM, è stata cercata veramente a lungo dai vigili del fuoco. Potrebbe essere lei, come potrebbe essere anche un'altra persona. E paura questa mattina nel centro di Opicina, dove invece si sono scontrati due veicoli, un T-Cross con targa slovena, una Ford Fiesta con targa italiana. A bordo di quest'ultima auto c'erano una donna pensionata insieme al marito che fortunatamente sono rimasti illesi. Nessuna conseguenza di tipo sanitario anche per il conducente della T-Cross. Coinvolto accidentalmente anche un autobus che era fermo in quel momento a bordo strada all'altezza di una fermata. Sul posto sono intervenuti i sanitari, i vigili del fuoco, gli agenti del commissariato della Polizia di Stato di Duino Auresina per i rilievi e la viabilità. La strada è rimasta bloccata per permettere le operazioni di messa in sicurezza della carreggiata, è stata comunque riaperta poco fa. Un altro incidente questa mattina intorno alle 8 su richiesta di una chiamata del NUE 112, una pattuglia dei carabinieri di Moggio Udinese è intervenuta in località Povici lungo la ex provinciale. Siamo nel territorio di Resiutta. Per causa in corso di accertamento la vettura che vedete in questo momento nelle immagini è finita contro il bordo della strada dopo una perdita autonoma da parte del conducente. La persona che era alla guida insieme anche al passeggero sono stati assistiti dal personale medico inviato dalla Sores e trasportati precauzionalmente, non sono gravi. All'ospedale, sul posto anche i vigili del fuoco del distaccamento di Gemona del Friuli per la messa in sicurezza della sede stradale e appunto i militari di Moggio per rilievi e viabilità. È una notizia che arriva proprio adesso in redazione: 8 cittadini stranieri migranti sono stati rintracciati nella zona di Gonars dai carabinieri e anche dalla Polizia di Stato. Sono stati avviati a triage, quarantena fiduciaria, accolti come sempre alla ex caserma Cavarzerani. Si tratterebbe appunto di persone maggiorenni, tutti in buone condizioni di salute. E voltiamo pagina: sostenibilità, economia circolare, transizione ecologica. Queste le espressioni ricorrenti ascoltate ieri a Cargnacco in occasione dell'inaugurazione del Quality Wire Road 4.0, il nuovo impianto di ABS. L'investimento è di 190 milioni, nuovi posti di lavoro sono 158. Sentiamo le parole soddisfatte degli assessori regionali Scocimarro e Bini. Il Friuli Venezia Giulia vuole diventare la prima regione in Europa a raggiungere il Green Deal.
Un modello a livello europeo e mondiale di sostenibilità, un esempio di applicazione dell'economia circolare. Lo hanno detto gli assessori regionali alle attività produttive Sergio Bini, all'energia e alla difesa dell'ambiente Fabio Scocimarro, in occasione della messa in funzione del nuovo laminatoio dell'ABS a Cargnacco, un impianto unico nel suo genere al mondo, esemplare della transizione ecologica e della svolta green dell'acciaio. Noi vogliamo le aziende a misura d'uomo, non impattanti, non inquinanti. Questo è un esempio a livello europeo, a livello mondiale. Non si può pretendere di vivere nel terzo millennio e non avere appunto delle aziende che producono acciaio, come l'Italia, uno dei più grandi paesi al mondo come produzione industriale, la settima potenza al mondo. Quindi fare dell'ambientalismo sì, ambientalismo importante, ma ambientalismo nel volto umano che si sposa con queste tecnologie. Quindi ben vengano queste aziende che si sposano col fatto che la nostra regione dovrà diventare la prima in Europa per il raggiungimento del Green Deal. 5 o anche 10 anni prima degli altri, sono i primi della classe. Aziende come queste vanno nel senso di raggiungere appunto la neutralità climatica e il risparmio dell'energia che è previsto del 55% in meno entro il 2030. Questo è un ottimo esempio da seguire e se tutti faranno così avremo veramente successo per portare avanti i nostri ambiziosi obiettivi. Ci siamo trovati nell'inaugurazione di un eccellente impianto che fa dell'economia circolare un proprio mantra. Abbiamo prima visto dei numeri molto importanti per quanto riguarda il riciclo della materia prima, abbiamo visto dei numeri molto importanti per quanto riguarda le emissioni in ambiente, insomma tutta una serie di valori che fanno sì che la nostra regione sia davvero e rappresenti davvero un'eccellenza da un punto di vista dell'economia circolare. Sviluppo Impresa, con i capitali che sono stati messi a disposizione, cercherà di agevolare questo processo di transizione ecologica che è in atto. Voltiamo ancora una volta pagina, è stato rinviato solo dopo 30 chilometri il Giro del Mondo di 1825 giorni di Massimiliano Rosso, partito sabato 5 maggio in pompa magna dalla sua Martignacco. Il trentente intenzionato a sensibilizzare l'opinione pubblica sul cambiamento climatico ha dovuto fare i conti con la mala sorte. Arrivato a San Martino al Tagliamento, Massimiliano infatti si è accorto che il telaio della sua bicicletta si era rotto, un guasto che ha costretto il giovane a rinviare di una settimana la partenza del suo Team World Follow the Sun, il viaggio di 35.000 chilometri che gli consentirà di attraversare 20 paesi e di documentare con una web serie le storie di aziende start-up che hanno attivamente contrastato il global warming. La bicicletta ora sarà rinforzata, ha spiegato il giovane, già pronto a rimettersi in sella nonostante i 7 giorni di ritardo sulla sua tabella di marcia. Insomma, Massimiliano, in bocca al lupo per questa avventura. E le impalcature di Trieste saranno abbellite con opere d'arte. Il progetto è stato lanciato dall'amministrazione comunale. Le opere saranno realizzate da 2 ragazzi, classe 2000. Vediamo. Colorate per rendere l'arte ancora più visibile. Il progetto Art è in cantiere sbarca a Trieste, organizzato di CH Events con il patrocinio del Comune di Trieste, PAG, Progetto Area Giovani, Confcommercio ed eFactory Lab. L'idea creativa è di William e Diego, 2 ragazzi classe 2000 che hanno deciso di dare un tocco di creatività ed arte ai ponteggi che, grazie anche ai vari bonus rivolti all'edilizia, sono in fase di montaggio in città. All'iniziativa ha aderito convintamente l'impresa Rosso SRL che in questo 2021 compirà 50 anni di attività. Arte in cantiere racconta la storia dei rioni di Trieste con le loro opere e puntano a trasmettere spensieratezza e voglia di fantasia, immaginazione e amore per l'arte, colorando quelle aree edili che spesso vengono interpretate negativamente come impattanti sul panorama cittadino. Una notizia di spettacolo in questa nuova zona bianca in cui ci troviamo. Comincerà infatti il 24 giugno la 23esima edizione del Far East Film Festival che dopo lo scorso anno in streaming torna a organizzare eventi con il pubblico. Da giovedì 24 a venerdì 2 luglio il calendario conta 63 titoli, tutti provenienti dal sud-est asiatico, tutti nati durante la pandemia e raccontano da un lato l'emergenza e dall'altro la voglia e la capacità di rinascere, di rivivere. Spettacoli in presenza con 5 schermi, compresa un'arena all'aperto nel Parco del Visionario. Più tardi ci collegheremo proprio a Udine per capire qualche cosa di più rispetto a questa che è ormai un appuntamento tradizionale per Udine.
E sarà inaugurato venerdì in un luogo di simbolo di Rauscedo, siamo nel Friuli occidentale, il monumento dedicato a tutte le donne che, oltre a occuparsi della famiglia, dei figli, del marito e della casa, hanno lavorato duramente nei campi delle barbatelle. L'iniziativa è dell'amministrazione comunale che ha chiesto aiuto alla scuola mosaicisti del Friuli. Sentiamo il sindaco Michele Leon. Al prezioso contributo delle donne alla viticoltura. È l'omaggio che l'amministrazione comunale di San Giorgio della Reichenwälder ha voluto tributare alle donne impiegate nel mondo agricolo ed in particolare nel settore vivaistico-viticolo del nostro territorio. È un progetto che abbiamo realizzato insieme alla Scuola Mosaicisti del Friuli e abbiamo scelto anche una posizione strategica, ovvero dove vi era il lavatoio principale della frazione di Rauscedo, un luogo dove le donne, oltre a lavorare e a dare il contributo alla famiglia e ai propri mariti anche nel mondo agricolo, si trovavano proprio per lavare quelli che erano i panni, in un contesto che non era quello delle lavatrici attuali, ma diventava anche un momento di socialità, un momento di confronto. Il monumento, che verrà inaugurato il 12 di giugno proprio nella frazione di Rauscedo, ha un valore simbolico, ma vuole essere un tributo a tutte quelle donne che negli anni, dei primi anni del 1900 hanno contribuito al sostentamento della piccola proprietà contadina. Un tributo forse tardivo nel nostro territorio, ma assolutamente attuale. Alle donne dobbiamo veramente tanto e un monumento è quello che si meritano. E chiudiamo il nostro telegiornale dandovi alcuni aggiornamenti della cronaca relativi ad alcuni furti. A Palmanova i carabinieri di Udine in una ditta di Pasian di Prato nella notte è stato consumato un furto ai danni di un'azienda all'interno della quale erano custoditi dei fitofarmaci e anche degli atti fertilizzanti. I ladri sono penetrati appunto durante la notte dopo aver forzato il lucchetto. Pare che siano stati rubati anche alcuni strumenti agricoli e anche a Pasian di Prato c'è stato un furto, in questo caso si tratta di un furto messo a segno su un furgone di un'azienda che ha sede nel Medio Friuli. All'interno erano conservati alcuni strumenti, anche in questo caso per il lavoro della campagna. Il valore si aggirerebbe intorno a qualche migliaia di euro. Aggiornamenti invece sulla salma della donna rinvenuta o comunque della persona, sembra essere una donna rinvenuta all'interno del fiume Tagliamento, nelle nostre prossime edizioni del telegiornale. Allora io vi ringrazio per l'ascolto, vi saluto, vi ricordo che tra pochissimo c'è l'appuntamento con A Voi la Linea con dirette e contributi dal nostro territorio. Grazie a Tiziano Campigotto ed Andrea Bentley in regia per la loro disponibilità e vi saluto, vi auguro un buon pomeriggio.